Santità, con emozione e gioia le esprimo a nome mio, della grande famiglia dell'Istituto Barbarigo e dell'intera diocesi di Padova, la gratitudine per questo importante momento. Sarà davvero un'impronta che lascerà un segno indelebile in tutti noi e attendiamo con trepidazione le parole che vorrà rivolgerci. E siamo già contenti però che ci abbia accolti, che sia qui con noi. E sin d'ora chiediamo la sua paterna benedizione. Ci teniamo a dirle che da tempo ci stiamo preparando con la preghiera e la riflessione a questo incontro con lei, perché rappresenta il momento più alto dell'anno centenario dell'Istituto Barbarigo. Questa scuola, fondata dal Vescovo Pellizzo nel 1919, continua ad essere testimonianza viva dell'impegno educativo e culturale della nostra Chiesa locale, che sul suo territorio conta la presenza di quasi 300 scuole cattoliche o di ispirazione cristiana, di tutti gli ordini e gradi. Esse accolgono e accompagnano circa 20.000 studenti e le loro famiglie. A rappresentarle sono qui presenti alcuni dirigenti e le presidenze della FIDAE regionale e nazionale. Posso assicurarle che l'istituto è radicato non solo nel cuore della comunità ecclesiale, ma dell'intera città di Padova, avendo contribuito attraverso l'impegno e la testimonianza di molti educatori e studenti a scrivere pagine importanti della storia della nostra città. Ne è prova la presenza dei rappresentanti della provincia e del comune che hanno accolto il nostro invito. Fin dai primi giorni successivi al mio arrivo a Padova come vescovo, mi colpì molto notare che sia nell'ambiente ecclesiale sia in quello civile, quando si parlava di questa scuola si diceva semplicemente il Barbarigo, senza altre specifiche, un po' come per la Basilica di Sant'Antonio, di cui si usa dire il Santo. Ripercorrendo la storia di questi 100 anni ho potuto comprenderne le ragioni. Il Barbarigo è scuola cattolica diocesana e scuola cattolica per il territorio. In quanto scuola persegue il fino dell'educazione globale degli studenti mediante la trasmissione del patrimonio culturale del nostro Paese, in una prospettiva di dialogo tra le diverse culture, facendo maturare competenze nei diversi ambiti della vita e del sapere. Attinge
ai valori dell'umanesimo per creare e trasmettere cultura. Aspira ad essere palestra di civiltà e di cittadinanza responsabile. In quanto scuola cattolica, poi, persegue tale fine formativo nell'orizzonte della fede in Gesù, attraverso uno stile improntato al messaggio del Vangelo. Aiuta i giovani che la frequentano a leggere la realtà anche nella prospettiva cristiana di senso, di cui mostra la ragionevolezza e la profondità, attraverso una proposta pedagogica e culturale di qualità, aperta all'accoglienza di tutti, anche di chi pensa e crede in modo diverso. E anche chi attraversa momenti di fragilità personale può trovare posto. Si propone come laboratorio, non solo di idee, ma anche di fede. Una fede capace di dialogare con la ragione e con la scienza, che sprona a cercare per arrivare a scoprire in Gesù l'autentico volto di Dio e dunque il vero volto dell'uomo. Proprio per questo è aperta al mondo e sul mondo, è scuola nel territorio e per il territorio, capace di valorizzare tutte le occasioni di incontro e collaborazione con le diverse istanze culturali, sociali ed economiche presenti nel contesto patavino e non solo, così da offrire ai giovani una formazione adeguata alle esigenze della società del nostro tempo, in chiave di orientamento e di scoperta della propria vocazione. Per tutti questi motivi, il Barbarigo può ben dirsi scuola della diocesi e del vescovo. Non certo in termini di esclusiva rispetto alle altre scuole cattoliche, per le quali deve essere altrettanto viva la mia sollecitudine e cura pastorale, ma perché essa rappresenta l'espressione più immediata e concreta della missione educativa che la Chiesa di Padova è chiamata a svolgere, come più volte ribadito dal Magistero universale e particolare, e partecipa a pieno titolo della sua progettualità pastorale. Stile educativo e proposta formativa fanno dunque del Barbarigo scuola capace di valorizzare ogni persona, riconoscendone la piena soggettività, la dignità e la libertà personale, accompagnando la sua crescita secondo i criteri di progressione e gradualità in costante dialogo con la famiglia. Il compito educativo dei genitori, infatti, è inalienabile e non delegabile. I genitori che scelgono il Barbarigo per i loro figli accolgono i valori che ne ispirano la proposta formativa e a loro volta si impegnano a ricercarne il significato insieme con loro. Il patto educativo tra scuola e famiglia si fonda sulla fiducia reciproca, sulla disponibilità al dialogo e sulla coerenza fra scelte e comportamenti, in un'ottica di partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Ogni famiglia deve sentirsi di casa al Barbarigo. Tutto questo, tuttavia, non sarebbe possibile se la scuola non fosse in sé una comunità dove ciascuno, con senso di responsabilità, vera passione, stile di servizio e stima per gli altri, svolge il compito che gli è affidato. Ho potuto riscontrare tutte queste caratteristiche nei docenti che ho avuto modo di incontrare, impegnati non solo a curare la dimensione cognitiva degli studenti, ma anche quella affettiva, etica e spirituale, attraverso il proprio contributo personale e professionale e una coerente testimonianza di vita. Così il personale non docente, che svolge un ruolo insostituibile nel rendere più funzionali i servizi e accoglienti gli ambienti della scuola e nel testimoniare agli studenti la dedizione al proprio lavoro anche in compiti semplici, dai quali però traspare umanità, dedizione e cura della persona. Non posso infine non pensare ai tanti sacerdoti che hanno vissuto per periodi più o meno lunghi il loro ministero in Barbarigo, svolgendo diverse funzioni, dai rettori agli animatori spirituali, dai docenti di religioni e di altre discipline
e di altre discipline, agli assistenti, dagli economi ai segretari, come anche ai futuri sacerdoti che in questa scuola si sono formati culturalmente e umanamente. Tra questi lo stesso padre Ezechiele Ramin, missionario comboniano, di cui abbiamo aperto il processo di beatificazione, ucciso in Brasile nell'85 per difendere i senza terra. Oggi ci sarebbe piaciuto fossero con noi anche Monsignor Floriano Riondato, che il mese scorso ha compiuto 98 primavere e, trascorrendo 73 anni al Barbarigo, ha dato vita alla sua tradizione musicale, di cui i giovani che accompagnano musicalmente questo nostro incontro sono splendida rappresentanza. E anche vorrei ricordare Monsignor Alberto Gonzato, per oltre 50 anni animatore spirituale del collegio e ancora punto di riferimento per molti ex allievi, che sapeva coniugare attenzione per i giovani e condivisione di vita con i gruppi di nomadi. A questi gioiosi sentimenti vorrei, Padre carissimo, far seguire alcuni auspici che mi permetto di affidare a nome di tutti i presenti e dell'intera comunità diocesana alla sua preghiera e che rappresentano per noi dei punti sui quali migliorare ancor più la qualità della nostra scuola. Spero che sempre più famiglie abbiano a scegliere il Barbarigo per quello che esso è e, abbracciando il suo progetto educativo, collaborino fattivamente con i docenti per il bene dei figli. Spero che gli studenti si sentano felici di far parte del Barbarigo e lo vivano come una grande opportunità, mettendoci passione, grinta e gusto per prepararsi bene alla vita. Ma vorrei anche che tutta la nostra Chiesa, nelle sue diverse espressioni, continuasse a credere nella scuola quale strumento di formazione umana e di evangelizzazione della persona, nella logica della carità educativa e culturale, in una costante attenzione agli adolescenti e ai giovani. Auspico che sempre più il Barbarigo possa essere scuola inclusiva, dove l'eccellenza non sia data dai successi e tantomeno dalle potenzialità economiche, ma dall'impegno, dal senso di responsabilità, dalla disponibilità a diventare ogni giorno un po' migliore per il bene di tutti. Mi piacerebbe che la scuola del Vescovo e della Diocesi potesse essere percepita come scuola aperta a tutti coloro che desiderano essere accompagnati da questa nostra Chiesa, in un tratto importante della loro crescita umana, culturale e spirituale, coltivando anche tra le famiglie il valore della solidarietà e della condivisione, perché nessuno abbia a sentirsi escluso. Ciascuno, soprattutto chi vive situazioni di difficoltà per l'età o per altre ragioni, al Barbarigo dovrà sempre trovare educatori disposti a prendersi cura di lui, in una relazione personalizzata, in cui crescere nella conoscenza di sé e dei propri talenti. Per questo, Santo Padre, nel rinnovarle la mia e la nostra filiale riconoscenza, chiediamo la sua benedizione, desiderosi di ascoltare la sua parola. E la ringrazio anche per il segno che ci ha voluto dare, che ricorderà questo momento con la sua benedizione apostolica e che un insegnante e direttore dell'ufficio della scuola e dell'educazione della nostra diocesi vorrebbe leggere in questo momento, in modo che tutti siano al corrente di questo ulteriore gesto che il Santo Padre ha voluto fare per noi. In occasione del centenario di istituzione dell'Istituto Vescovile Barbarigo della Diocesi di Padova e della partecipazione all'udienza in Vaticano del Vescovo di Padova e dell'intera comunità scolastica, imparto di cuore la benedizione apostolica ai dirigenti, al personale docente e non docente, agli studenti e alle rispettive famiglie, ed invoco su di essi una speciale effusione di grazie divine affinché la scuola possa continuare ad essere luogo di formazione della persona nella sua completezza, secondo i valori del Vangelo e la secolare tradizione educativa
della Chiesa di Padova. 23 marzo 2019, Francesco. Santo Padre, abbiamo chiesto poi a 3 studenti di pensare e di proporre alcune domande. Dalle sue risposte ci lasceremo orientare e rimotivare, non solo nella passione educativa, ma ancor più nella fede. Grazie, Santo Padre Francesco, per il suo servizio alla Chiesa e ad ogni uomo. Il titolo che la tradizione attribuisce al Papa di servo dei servi di Dio è quello che maggiormente ha colpito gli studenti. La sua persona ne è testimonianza viva ed esempio per tutti. Caro Papa Francesco, sono Sofia e frequento la terza media. In questi mesi ho dovuto compiere una scelta importante, cioè decidere a quale scuola superiore iscrivermi. È stata una scelta complessa, forse la prima della mia vita. Ammetto di aver avuto un po' paura, anche se sono stata accompagnata dai miei genitori e dai miei insegnanti, che mi hanno spronata a cercare che cosa fosse davvero importante per me, quale fosse il mio sogno di bene. A volte, per noi ragazzi, non è semplice trovare degli adulti che siano dei punti di riferimento, eppure ne abbiamo tanto bisogno. Ci potrebbe aiutare a capire come si fa a compiere scelte buone e di chi ci possiamo davvero fidare? Grazie. Grazie della domanda. Io vorrei dirvi che io conoscevo le domande, le conoscevo. E quando voi parlate io prendo nota di qualcosa, ma anche avevo fatto una bozza di come si potrebbe rispondere questo, ma non sempre seguirò questo. E il punto di riferimento più importante per le scelte che noi dobbiamo, tu lo troverai in te stessa. Avere quel riferimento alla propria coscienza e poi come si esprime la tua personalità, la tua coscienza, soprattutto nell'entusiasmo giovanile, che per me è molto importante. Mai voi potrete fare una buona scelta senza questo spirito di entusiasmo, di guardare con gioia il futuro, no? Perché se tu prendessi questa decisione dicendo ma sì, devo scegliere, non so cosa fare, così noioso, ma meglio che vada a dormire e poi pensi, no? L'entusiasmo, avere la speranza, anche il rischio, saper rischiare nella vita. E se io sbaglio, ma è un rischio. E questa è la bellezza della vita. Un rischio proporzionato, direi, no? Ma un rischio. Chi non sa rischiare bene nella vita difficilmente arriverà. È un passo dopo l'altro, ma sempre guardando l'orizzonte. In te stessa, no? La giovinezza per voi non è passività. Tante volte ho parlato, mi ripeto sempre, perché i giovani sono sempre gli stessi, no? Dei giovani da divano, no? Quelli che sono passivi, seduti, guardando come passa la storia. Ma è la storia che deve guardare come passi tu. È brutto trovare un giovane in pensione.
è brutto, e ce ne sono. E questa è la fine della giovinezza, è invecchiare a 22, 23, 24 anni, sei in pensione. La giovinezza, ho detto, non è passività, ma uno sforzo tenace per raggiungere mete importanti. Il giovane deve guardare la meta avanti, meta importante, anche se costa. Nella giovinezza si impara che nella vita niente è gratis. Tu devi guadagnare le mete, arrivare alle mete. Soltanto è gratuito l'amore di Dio, la grazia di Dio, quello è gratuito, perché Lui ci amerà sempre, sempre. Ma nell'andare avanti ci vuole lo sforzo, no? Lo sforzo di ogni giorno. Anche tante volte dobbiamo chiudere gli occhi alle difficoltà e refutare i compromessi che ti porteranno alla mediocrità. Questa parola mettetela bene nel cuore, mediocrità. Ho detto prima, un giovane passivo, un giovane che finirà in un fallimento, un giovane mediocre finirà in essere tiepido, nella tiepidezza, credo che si dice, no? E finirà ma né caldo né freddo, tiepido, senza gusto a niente, senza aver lottato. Primo, la sicurezza la troverai in te stessa, non nella passività, nell'ansia di andare avanti, nella gioia di andare avanti, con lo sforzo di andare avanti. Poi c'è una cosa nella gioventù, no? I giovani sono i capaci degli slanci più grandi, no? E noi aspettiamo questo, aspettiamo. Per non isolarvi, aiutare il dialogo con i vostri cappellani, i vostri sacerdoti, i vostri genitori, i vostri fratelli, i vostri amici. Dialogare, non dialogare con me stesso solo, no. Questo si deve fare un po' per riflettere sul cuore, ma dialogare con gli altri, perché la vita è un continuo dialogo e questo ti fa la società, perché tu nella vita non sei da sola, sei in una comunità di gente che va avanti, in una comunità di una città, di una famiglia, anche di una nazione, no? Il senso comunitario dell'andare avanti, di percorrere un cammino, il senso comunitario dei rischi, e questo è tanto importante. Se tu c'è un proverbio, credo che è africano, non sono sicuro, che dice: se tu vuoi andare di fretta, cammina da sola. Se tu vuoi arrivare sicura, cammina in comunità, cammina con gli altri. È molto importante avere nelle scelte, nei momenti difficili di prendere decisioni, degli amici, delle comunità, per parlare con loro e non andare da solo. Poi alla fine un ruolo centrale, questo che tu hai chiesto nella pregunta, no? Ci potrebbe aiutare a capire come si fa e di chi ci possiamo davvero fidare. Ma un ruolo centrale ci sono i genitori. Perché i genitori, quando c'è dialogo nella famiglia, vi daranno anche un'esperienza di vita. Ma mi permetto una cosa di più dei genitori, i nonni. Voi dovete parlare con i nonni. È importante. Perché?
Perché i nonni sono le radici. Se tu non vai alle tue radici, sarai un giovane o una giovane sradicato. E quando non ci sono le radici, non c'è la crescita, non ci sono i fiori, non c'è il frutto. Crescere, ma radicati. E saranno i nonni che ti aiuteranno, gli anziani. Domandare loro. Oh padre, che sono noiosi gli anziani. Forse all'inizio, ma incomincia a parlare con loro e loro non saranno noiosi perché toccheranno in te cose che ti daranno speranza, piacere e anche sicurezza. Non è per tornare al passato, no, è per essere sicuro di avere radici, di non essere sradicato, di non essere troppo gassosi, liquidi, no? I giovani gassosi, liquidi non hanno radici, ma neppure hanno futuro. Parlare con gli amici, parlare con i formatori, i professori, i cappellani del collegio, parlare con i genitori e soprattutto, questo lo sottolineo, parlare con i vecchi che hanno la saggezza della vita. Non so se ti serve questo. Sì? Grazie. Dai Aldo. Santo Padre, il Barbarigo è una scuola dove non solo si studia, ma spesso anche ci si confronta sulle grandi domande della vita. Non mancano occasioni nelle quali i docenti ci invitano ad interrogarci sulla verità, sulla giustizia, sulla bellezza. Proposte che ci permettono di sperimentare la gioia di metterci a servizio degli altri, come il pranzo con le persone bisognose della nostra città, che offriamo la terza domenica di Avvento, insieme a Caritas e alla comunità di Sant'Egidio. Viviamo momenti nei quali, insieme all'animatore spirituale o ai docenti di religione, prendiamo in mano il Vangelo e ci lasciamo provocare dall'insegnamento di Gesù. Eppure, soprattutto alla nostra età, è difficile passare dall'ascolto a considerare che Gesù è una persona con la quale posso entrare in relazione, ancor più accogliere il fatto che non è stato solo un grande uomo, un grande maestro, ma Dio, che si è fatto presente nella storia di ciascuno di noi. Quando lei, Santo Padre, ha avuto la nostra età, ha incontrato le stesse difficoltà anche sul piano della fede? Se sì, come le ha superate? Chi l'ha aiutata nelle ricerche delle risposte? Grazie Aldo. È importante questo che tu dici di che nel collegio, nel Barbarigo, è una scuola dove non solo si studia, ma spesso si confronta sulle grandi domande della vita. Perché noi abbiamo ereditato dell'epoca dell'illustrazione un concetto di educazione che più o meno era riempire la testa di idee, no? E niente di più. E questo non è educazione. Educazione è confrontarsi con i problemi della vita pure e anche avere delle idee nella testa, studiare le cose teoriche, ma confrontarsi sempre. No? È una parola importante, con i veri problemi della vita. No? Anche confrontarsi non solo con i problemi, anche con le bellezze della vita, confrontarsi con l'arte, confrontarsi con le cose che accadono buone della vita. Questa è una cosa molto importante. È una grande opportunità confrontare una scuola che affrontano le domande sul senso della vita, cercando di confrontare la cultura della vita, perché in questo momento nell'umanità, dove ci sono tante guerre, noi stiamo vivendo una cultura della morte o una cultura del silenzio, che è un ignorare le cose che passano. E questo è morte, non è vita. O una cultura dell'indifferenza. A me non importa cosa succede lì, ne sono indifferente. Io guardo le mie cose,
le mie opportunità, le mie tasche e niente d'altro. Contro questa cultura della morte, del silenzio complice e la cultura dello scarto, voi dovete assumere sempre problemi della vita reale. Anche quel servizio che fate in Quaresima, Advento, è avvicinarti a un problema reale che non è teorico, perché questa gente ha fame e tu non hai fame. E questo ti deve far pensare cosa devo fare perché io, che non ho fame e questa opportunità di crescere, potrei fare nel futuro, anche adesso, per la gente che ha fame, per la gente che soffre, anche la gente che è in guerra. Pensi alle statistiche che ci dicono quanti bambini all'anno nelle zone di guerre muoiono di fame. Sì, quelli lontano nelle zone di guerra. Questo sarebbe un buon compito per fare a casa. Vi sfido a farlo. Cercate nelle statistiche quanti bambini muoiono all'anno nelle zone di guerra soltanto per la fame. E per la sete pure, perché neppure acqua hanno. E questo ti fa pensare e ti fa studiare con un altro atteggiamento, con un'apertura del cuore diversa all'interesse puramente intellettuale. L'intelletto è valido, è necessario, ma è uno dei linguaggi che voi dovete avere. In educazione ci sono 3 linguaggi. Questo l'ho detto tante volte, forse lo avete sentito. Il linguaggio della testa, cioè il linguaggio delle idee, dell'intelletto, di pensare. Il linguaggio del cuore, imparare a sentire bene. Anche se tu vai dalla gente che ha bisogno e non hai il cuore, il tuo cuore non sa sentire bene, dirai sì, è gente povera, tanto per cento sociale, tanto, il tuo cuore è fermo, no? Usare il linguaggio del cuore. E terzo, il linguaggio delle mani, fare. Pensare, sentire e fare. Questo è il confronto con la vita e questo ci fa crescere. A tal punto che tu pensi quello che senti e quello che fai. Tu senti quello che pensi e quello che fai. Tu fai quello che pensi e quello che senti. Un'armonia dei 3 linguaggi. Educare e far crescere queste 3 dimensioni della vita, ma in armonia. E lì, tante volte che tu andrai con questi 3 linguaggi alle realtà, tornerai a casa non con una risposta, ma con un interrogativo. Un giovane deve avere la capacità di interrogarsi, di farsi le domande che vengono quando lui guarda la realtà. Non solo quando studia un teorema matematico, per esempio, ma come mai si può risolvere questo? Lo sa bene, ma anche con la realtà, se tu non torni a casa con una nuova domanda a te stesso, ti manca qualcosa. Capacità di interrogarsi. E questo è tanto importante. E voi siete fortunati perché queste esperienze che avrete sono anche le esperienze del Vangelo e questo vi aiuterà a crescere. Tu mi domandai come io ho vissuto la vostra età, no? Quando io ho finito la prima parte dell'educazione, cioè alla fine dei 12 anni, 7 anni in Argentina sono 7 anni insieme, si chiama la scuola primaria, ero contento per incominciare a studiare la scuola tecnica, per diventare chimico.
In quelle vacanze papà mi ha detto, ma guarda, c'è una cosa che dovrai imparare a lavorare. E io, cominciando il 13° anno, ho cominciato a lavorare nelle vacanze. E questo mi ha fatto tanto bene. E cosa facevo? Pulivo in una fabbrica di un amico di mio papà, pulivo le officine, pulivo le cose, no? Le vacanze erano 3 mesi, 2 mesi e mezzo di lavoro e mezzo mese di vacanze. Lavoro concreto a me ha fatto bene, mi ha aperto gli occhi. Poi ho fatto primo, secondo e terzo anno della scuola tecnica, doppio turno, mattina pratico, pomeriggio teorico o al rovescio, no? Esigente, ma dal quarto, quinto e sesto anno fino a 19 anni la cosa pratica non si faceva nella scuola. Ognuno doveva andare a lavorare in un laboratorio, in una fabbrica, nell'ufficio chimico di una fabbrica. Io sono inviato a lavorare a un laboratorio. Dovevo entrare alle 7 del mattino fino all'1 e lì affrettarmi per arrivare alle 2 al collegio per fare le scuole teorico e teorico fino alle 6-7, dipende dai giorni. No? Questo mi ha aiutato, lo sforzo di alzarmi presto per prendere il bus e andare a lavorare alle 7, questo aiuta. A me ha aiutato, così l'ho vissuto. Poi avevo gli amici in parrocchia che andavamo all'ospedale a vedere gli ammalati o altre cose del genere, no? Non so, questo è che mi viene a dirti come ho vissuto questo, no? Io, col lavoro, con l'esigenza. E poi, fine settimana, con gli amici e le amiche, festa, andare a ballare. In quel tempo non esisteva la movida, questo è venuto dopo, no? In quel tempo non c'era, no? Ma sì, andavamo a ballo, facevano noi feste. Non so se ho risposto, la mia esperienza è stata così. Capito? Il lavoro è importante, Arrivato all'ultimo anno di liceo, sento che devo compiere delle scelte importanti per il mio futuro. La mia scuola mi ha aiutato a capire che è attraverso l'impegno di ogni giorno che costruisco ciò che sono e ciò che sarò. In questi anni sono stato educato ad aprire mente e cuore, a non aver paura di spendermi per gli altri. Tuttavia, di fronte alla scelta, a volte mi sento solo e smarrito perché nel contesto attuale non si hanno certezze e il nostro domani sembra aleatorio. Santo Padre, che cosa sente di poter consigliare ad un giovane che vorrebbe, con responsabilità e passione, prepararsi ad affrontare il domani? Come faccio a capire che cosa Dio sogna per me? Grazie Giovanni. Ma la prima cosa che ti consiglio per fare cosa Dio vuole da te è pregare. Pregare. Ma pregare non come i pappagalli, no, bla 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 bla. Pregare col cuore, pregare davanti al Signore, dialogare col Signore. Dire, ma Signore, fammi sapere questo, cosa devo fare. Cioè, la preghiera che viene dal cuore, la vera preghiera è importante in questo momento prima di fare le scelte, no? E a voi giovani Dio affida un compito decisivo nell'affrontare le sfide di questo nostro tempo. E voi state preparando il futuro e sono certamente sfide materiali, ma prima ancora riguardano la visione dell'uomo.
cosa vuol fare nel futuro? No, io vorrei diventare ingegnere aeronautico. E perché ti piace? Mi piace l'aeronautica, mi piace questo. Che bello, bello. Ma anche non sono tanti gli ingegneri aeronautici e così avrò la possibilità di avere un posto sicuro e guadagnare tanti soldi. Questo ragionamento è ammalato dall'inizio. Non va. Mi piacerebbe essere l'ingegnere aeronautico, ma non per riempire le tasche di soldi, per servire meglio agli altri. Non dimenticatevi che il vostro lavoro futuro dovrà essere un servizio alla società. Servizio che va non solo delle cose che fate, anche dell'esempio. Tutti voi vi sposerete, l'esempio in famiglia. Tutti voi avrete lavoro, l'esempio nel lavoro, l'esempio nella società. Non è soltanto fare un lavoro staccandomi, no, metterla tutta lì. Quel detto italiano che a me piace tanto, ce la metto tutta, vuol significare che in Argentina la diciamo in un altro modo, avere la carne sulla grilla, giocarsi tutto, mettere la carne, tutta la carne sulla grilla. Questo è un modo di dire che io non posso staccarmi in 2 o in 3 o fare scelte di laboratorio. Primo, pregare. Secondo, non fare scelte di laboratorio. Le scelte vanno fatte col linguaggio della testa, del cuore, delle mani, di quali ho parlato. E questa è una cosa molto importante. Poi tu dici, dalle volte mi sento solo. Ma non farvi illusioni voi, Davanti a una decisione sempre c'è un momento, c'è uno spazio di solitudine. Non si possono prendere decisioni della vita a nome di un altro. L'altro la deve prendere solo. La solitudine è il momento della decisione più grande. Anche tu ti sposerai. Nel momento di scegliere la tua futura sposa, di sposarti, c'è qualche momento di solitudine. Renderti conto che io devo andare avanti così, me la sento solo tu ed io. Non avere paura di questi momenti di solitudine. Qualcuno si spaventa e cerca consigli, fa fare tanti test per vedere cosa... Ma ti manca il momento di solitudine. Questo è brutto, mi fa sentire male. Senti male, ma così avrai la certezza che hai scelto bene. Poi, cosa sente di poter consigliare un giovane che vorrebbe con responsabilità e passione prepararsi ad affrontare il domani? L'ultima ti ha risposto, come faccio a capire cosa bisogna di me? Pregare, no? Ma non perdere, io consiglierei a un giovane così, non perdere la passione. I giovani devono essere inquieti, non da divano, in cammino, sempre cercando di più, con la memoria delle radici, ma guardando l'orizzonte, e appassionati. È brutto incontrare giovani appassiti. I giovani appassiti sono coloro che mettono la sua gioia nelle cose superficiali della vita, no? E non vanno in profondità alle grandi domande. Appassionati. La vita si gioca con passione. Tu sicuramente fai lo sport, sì, no, più o meno, ma il calcio, no, non fai il calcio, ma almeno quando tu guardi
una squadra di calcio, cosa fanno i giocatori? Giocano con passione, perché vogliono vincere. La passione anche in quella vita giovanile è importante. Una vita giovanile senza passione è come la pasta in bianco senza sale. Vi piace? No. Andare avanti, appassionati. Io vi ringrazio di queste domande perché anche quando io le sento dai giovani, anche io mi appassiono un po' e ho voglia di dare fuoco. Anche voi mi fate bene a me con questo del fuoco che portate nel cuore. Andate avanti, sempre uniti, mai soli, sempre uniti. I vecchi romani che hanno abitato questa terra dicevano, del solo, dell'uomo o la donna che va solo o sola, no, sempre con famiglia, con gli amici, con la scuola, con la comunità, sempre in compagnia, con passione, rischiando e pregando. La preghiera nel rischio aiuta tanto. Non andare in pensione prima di tempo, sempre andare avanti. Grazie ragazzi e ragazze di questa visita e avanti, coraggio. Adesso vi invito tutti insieme a pregare la Madonna perché ci accompagni tutti in questo cammino della vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta come il frutto. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.